La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Canale 79 per Roma e provincia, canale 83 per tutto il territorio calabro. Siete con GS Channel, siete in questo caso con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Noi parliamo solo di calcio dilettantistico, lo facciamo puntualmente ogni settimana il giovedì alle 21, parliamo chiaramente di Serie D con il girone I, ma parliamo anche del girone calabro del campionato di eccellenza. Presentiamo subito il nostro ospite di questa puntata, ovvero il direttore sportivo di una squadra che milita nel campionato di eccellenza siciliana. Parliamo della società 90011 Bagheria ed in questo caso parliamo del suo direttore sportivo Salvo Orifici. Ciao Salvo, ben trovato. Ciao Ettore e ben trovati a tutti. Allora, sono contento di ritrovarti oggi sulla poltrona di Penalty perché con te veramente possiamo spaziare a 360 gradi sia nel campionato di eccellenza ma anche nel campionato di Serie D. Dobbiamo parlare però subito di questo bel momento del 90011 Bagheria che addirittura batte un Città di San Vito Lo Capo che la scorsa settimana aveva sbancato a Sciacca. Che realtà siete? Parlacene un po' nel dettaglio. Siamo una realtà nuova, Ettore, che diciamo, nasce da una fusione di due realtà, una è il 90011 Bagheria e uno la SD Casteldaccia. Infatti il titolo è appunto quello del Casteldaccia, il titolo di eccellenza che lo scorso anno il Casteldaccia ha mantenuto, e quindi è una cosa nuova, una realtà nuova da un punto di vista sia societario che tecnico, che anche di progetto, perché è una società che non punta solo sulla prima squadra come e questo è importante. Sì, settore giovanile, calcio femminile, calcio a 5, insomma è una cosa molto grande in un paese grande come quello di Bagheria. In un paese dove c'è un'altra, tra l'altro come Bagheria Calcio, convivete in una pacifica relazione? Sì, credo di sì, no? C'è armonia. È chiaro che ci dobbiamo dividere quelli che sono gli spazi del campo. Beh, intanto vi state dividendo un bel campo, mentre prima magari forse qualcuno poteva pensare il campo è in uno stato di totale abbandono, adesso tutto questo non è così. No, non è così, anche se ancora è chiuso al pubblico. Sì, è vero. Però se tutto va bene entro l'anno lo dovrebbero aprire e quindi è come si può dire, la ciliegina sulla torta di una stagione importante. Stiamo guardando le immagini di questa bella vittoria contro il Città di San Vito Lo Capo. Questa vittoria dove vi ha proiettato intanto come mentalità e poi come percorso nel girone A del campionato di eccellenza? Ettore, ci dà consapevolezza di essere una squadra importante, di avere voglia di raggiungere il risultato anche nelle difficoltà. Noi abbiamo fatto gol al 94esimo. È vero, quindi non mollate mai. Non molliamo mai, bravo, sta bene la squadra fisicamente, poi tra l'altro era del nuovo allenatore perché venivamo da un cambio in panchina e quindi questo è una dimostrazione del fatto che i giocatori hanno subito reagito allo scossone e adesso giochiamo contro il Marsala e lì sarà un'altra battaglia. Sì. Beh, d'altra parte credo che comunque il vostro percorso sia principalmente quello intanto di una salvezza tranquilla e rilassante, soprattutto nella parte finale della stagione, poi magari l'appetito viene mangiando, il classico detto che viene appunto raccontato da molti che vivono il calcio. Sì, la squadra è forte ed è costruita per fare bene, possibilmente anche i playoff, però insomma abbiamo cominciato male, proviamo a rimetterci in sesto con le giornate. Benissimo, allora apriamo ufficialmente la nostra trasmissione e lo facciamo a questo punto con il campionato di Serie D.
Campionato di Serie D, passiamo subito alle schermate con i risultati delle partite che si sono svolte domenica. Athletic Club Palermo che vince in casa 3-0 contro la Gelbison, Città di Aciriale che invece perde in casa contro la Castrum Favara 2-1, vince fuori casa anche la Regina 1914 1-0 contro l'Enna, vince anche fuori casa il Sambiase 1-0 contro il Paternò, la San Cataldese che pareggia contro la Vibonese Calcio, vince fuori casa il Savoia contro il Messina 1-0, mentre finisce in parità una partita importante soprattutto per la classifica di entrambe le squadre, Nuovi Gea Virtus e Ragusa Calcio che si dividono la posta, vince invece fuori casa il Milazzo e vince soprattutto il Città di Gela contro la Nissa FC. La classifica di questa 13ª giornata, Savoia in testa con 25 punti, con 24 Nuovi Gea Virtus, con 23 Sambiase, con 22 Athletic Club Palermo, 21 Nis FC e Milazzo, con 20 Vibonese Calcio, con 19 Città di Gela, con 16 Castrum Favara, 15 punti per il gruppo di Alfio Torisi, la Regina 1914, con 14 Vigor Lamezia ed Enna Calcio con la Gelbison, con 13 il Città di Aciriale, con 12 la San Cataldese, 11 punti Ragusa Calcio, con 9 il Paternò, ultima in classifica il Messina con 6 punti ma con ben 14 punti di penalizzazione che, come abbiamo tutti già detto, sono stati ampiamente recuperati. Guardiamo anche la schermata del prossimo turno, si giocherà chiaramente domenica prossima, domenica 30 novembre, Castrum Favara Athletic Club Palermo, Gelbison San Cataldese, Milazzo Paternò, Nis FC Città di Aciriale, Ragusa Calcio Messina, Regina 1914 Città di Gela, Sambiase Enna Calcio, Savoia 1908 Vigor Lamezia ed infine Vibonese Calcio che giocherà in casa contro la Nuova Igea. Allora, partiamo proprio da questo Athletic Club Palermo, diciamolo pure Salvo, credo che sia veramente a questo punto la squadra rivelazione di questo girone I, si sono organizzati benissimo, si sono calati anche nella mentalità di questa Serie D, certamente hanno una rosa con giocatori di grande esperienza, ma la società per la prima volta gioca il campionato di Serie D, quindi sotto questo punto di vista non è mai facile, oppure no, mi sto sbagliando? Io penso che la forza di questo inizio, di questa squadra sia appunto la società, come sottolineato tu poc'anzi. È una società forte di gente che ha fatto calcio come Perinetti, di gente che punta a farlo a grandi livelli come appunto lo è Giampiero Clemente e tutti quelli che sono i dirigenti che hanno portato questa squadra dall'eccellenza alla Serie D, quindi un organigramma di spessore importante, solido, che poi ha saputo mettere su una squadra con un allenatore molto bravo, preparato, che già l'anno scorso a Sant'Agata secondo me aveva fatto bene, sì. Sì. E poi con giovani importanti, cioè non ha magari nomi altisonanti come quelli che ha la Nissa, come quelli che hanno alle squadre, però sono giocatori che hanno saputo anche portarsi dall'anno scorso, sì, mantenere una sorta di zoccolo duro, come Mazzotta, come Crivello, come lo stesso Micoli. Sono contento, i risultati non sono, diciamo, figli di improvvisazione. E tra l'altro, insomma, sappiamo benissimo che il velodromo attualmente non è agibile al pubblico. Quando sarà agibile al pubblico, non è escluso che questa squadra possa avere veramente anche un'ulteriore spinta con il 12° uomo che è il pubblico. Secondo me sì, anche perché la gente forse sta cominciando a capire che non sono realtà, diciamo, contrapposte quella dell'Atletic con il Palermo Calcio, quindi si possono seguire entrambe. Cosa che invece non era successa a suo tempo con il Catania e l'Atletico Catania. Esatto. Qui c'è una convivenza. C'è una convivenza, sono due squadre che stanno vivere, devono vivere insieme, possono essere tifate entrambe, quindi nel bene comune, perché sono imprenditori, quelli dell'Atletic, tutti palermitani, e quindi è anche bello. E la cosa bella, tra l'altro, di questa società, credo che anche tu me ne possa dare conferma, è questo trend di crescita senza fretta, nessuno sta spingendo, ogni anno hanno costruito un tassello alla volta, portando questa realtà giustamente a un passo dai professionisti. Questo dimostra che non bisogna mai fare le cose in maniera veloce, perché sennò poi dopo si rischia veramente di essere fallimentari. Può andare bene il primo anno, però poi dopo, se non si ragiona bene sugli obiettivi e sui percorsi, si rischia di bruciarsi. D'accordo, hanno mantenuto un profilo basso nonostante appunto l'inserimento in organigramma di un uomo come Perinetti, hanno saputo lavorare sotto traccia,
ma facendo le cose fatte per bene, senza inseguire nomi altisonanti, ma garantendo appunto il gruppo, l'unione, Certo. un'organizzazione che sta dando i suoi frutti. Un 3-0 contro la Gelbison che a sua volta comunque è una realtà in questo campionato di Serie D importante. La liquidi con un 3-0, ti rendi conto che hai veramente una forza considerevole per questo girone. Sì, è una squadra che è in salute, sa quello che deve fare, lo fa con entusiasmo, si vede che diciamo, sono molto compatti tra di loro, poi soffrono perché non vincono le partite, cioè le vincono sapendo diciamo, abbinare qualità, quantità e sofferenza, quindi è una squadra che poi riesce anche a trovare il guizzo per andare in rete e soprattutto mantenere quello che è il vantaggio. Mi piace quello che hai detto, quantità, qualità e sofferenza, che poi effettivamente sono tre credenziali fondamentali per un campionato difficile e lunghissimo come quello di Serie D. Voltiamo pagina perché adesso parliamo invece del Città di Aciriale. È stata una sconfitta molto dolorosa, intanto perché perdi in casa 2-1 contro una potenziale diretta concorrente per la salvezza, ma soprattutto perché poi ci sono stati degli episodi contro il figlio del presidente appena entrato in campo che hanno creato ancora di più tensione tra il gruppo dirigenziale e chiaramente i tifosi. Sentiamoci le voci dei protagonisti e poi magari chiacchiereremo anche su questa cosa. Sei d'accordo che spesso e volentieri qualche giocatore possa essere figlio del presidente o di qualche dirigente e che debba giocare? Che debba giocare, non sono No, d'accordo. No, però io non credo che Pagana lo abbia fatto giocare per forza. Io non credo che Pagana possa scendere a questi compromessi, non è il tipo assolutamente. Se ha giocato è perché lo meritava. Assolutamente. Guardiamoci il servizio. Secondo me è un altro ragazzo che è entrato bene e non è piaceria, non è demagogia, è Carol Di Mauro. Però non si può vedere un ragazzo che esce dalla panchina per fare il riscaldamento e le 100 persone che vengono a vedere la Cireale lo iniziano a fischiare. Lo fischiano appena mette il piede in campo. Stiamo parlando di un 2005 che ha dimostrato grande personalità, perché anche l'impatto di Carol è stato un impatto positivo. Non per niente abbiamo giocato per 50 minuti nella metà campo del Favara. Questo non va bene, è triste vedere una piazza come Cireale che le poche persone che vengano solamente per fischiare, al di là di Carol, che è stato penso di mira, ripeto, un ragazzino del 2005, ma anche altri calciatori che sbagliano uno stop o che sbagliano un passaggio e vengono fischiati. Non venite allo stadio per aiutare questi ragazzi. Va bene tutto, va bene con tutto il rispetto del mio presidente, va bene la contestazione del presidente, va bene non entrare, va bene tutto, abbiamo le spalle larghe. Ma toccare un ragazzino, perché è un ragazzino, del 2005, un padre, perché noi siamo, in questo momento siamo i padri di tutti i nostri calciatori, che abbiano 20 anni o ne abbiano 35, non funziona così. Il ragazzo è entrato fra ululati, pascolanti, fischi, prima di entrare, una cosa allucinante, e stava entrando ed è entrato, hanno cambiato la partita perché lo dico, perché se il ragazzo non cambiasse, cioè hanno cambiato la partita lui e lo Faso, siamo riusciti ad andare a spostare ancora più avanti, anche se loro erano barricati dietro, siamo riusciti a spostare e a conquistare palla su palla. Io l'unica cosa, ripeto, ho le spalle larghe, ho fatto calcio, Alessandro pure, accettiamo tutto, accettiamo la contestazione a noi in prima persona, al presidente, perché il presidente credo che abbia le spalle più larghe di noi, ne ha subite di cotte e di crude. Oggi noi qua però diciamo una cosa, basta. È una sconfitta che fa male perché abbiamo fatto 3 passi indietro sotto tutti i punti di vista. Non c'era, diciamo, il monito di pensare a una cosa del genere perché fino a ieri i ragazzi sono allenati alla grande. Però purtroppo nel calcio succede, una partita storta, nata storta e finita male, ma dobbiamo guardare subito avanti perché il campionato è lungo e perché non può essere una partita ad interrompere un percorso che fino ad oggi era stato un percorso secondo me dignitoso, perché avevamo avuto non solo una continuità di risultati ma anche una continuità di prestazioni
che non facevano presagire alla brutta prima parte della gara di oggi. Dobbiamo anche dedicare almeno 30-45 secondi a Nicola Terranova, perché si è veramente adeguato a quella che è la realtà, portando questa squadra avanti ancora in Coppa, ma soprattutto perché ogni domenica vende cara la pelle, addirittura vai a vincere anche ad Aciriale. Il mister è forte, l'ha dimostrato negli ultimi anni, soprattutto in eccellenza, vincendo tantissimi campionati. Assolutamente sì. Però se uno è forte anche in Serie D, chiaramente anche in altre categorie, ed è entrato in un modo, come parlavamo a microfoni spenti, in un modo particolare, succedendo a un allenatore anche lui bravissimo, certo, Infantino, ma è riuscendo a mantenere, è entrato in punta di piedi, esatto. È riuscito veramente ad adeguarsi, a capire bene l'ambiente, sì, avere una squadra che lo segue, quindi questa è già sicuramente, sì, una cosa molto importante. Sta andando, diciamo, bene e certe volte anche un po' male la Regina di Torrisi, però adesso domenica sbanca Enna, a dimostrazione che insomma la determinazione di Alfio Torrisi la conosciamo, e credo anche da parte della società la voglia di ritornare veramente ad essere protagonista in questo girone di Serie D. Sei d'accordo, sì, Salvo? Ci sono sempre delle sorprese in questo campionato, in questo girone, o negative o positive. Sì. Quindi questa ad oggi è chiaramente una sorpresa negativa, perché la Regina tutti ce l'aspettavamo dalla parte sinistra. Il problema è che adesso recuperare tutti questi punti non è mai facile. Non è facile, però sono convinto che non molleranno e che termineranno il campionato da quest'altra parte della classifica nelle primissime posizioni. Però ormai penso che sia difficile andare a vincere il campionato. Condivido. Guardiamoci gli highlights insieme anche alle interviste ai protagonisti di questa partita. Enna che perde in casa contro la Regina 1-0. La partita che ci aspettavamo e che si era preparata in settimana. Una partita dove dovevamo avere un atteggiamento feroce, dovevamo essere presenti nelle seconde palle, dovevamo fare una fase di non possesso, una pressione importante, di regressione importante. La squadra ha fatto quello che doveva fare, consapevoli che per scelta oggi era, secondo me, era azzardato pensare di poter giocare a calcio, perché è un terreno molle, un terreno che fino a ieri sera, quando siamo arrivati qua, pioveva. Abbiamo studiato l'Enna e abbiamo visto che sistematicamente le partite affrontate qui in casa erano delle partite dove il fattore campo era un fattore determinante, soprattutto sullo sviluppo. Quindi sono contento di quello che è la risposta dei ragazzi, l'abbiamo vinta secondo me per come l'avevamo preparata e portiamo a casa il risultato anche con un pizzico di fortuna, però ogni tanto non guasta. C'è tantissima amarezza, abbiamo disputato una grande partita oggi contro una squadra che ha un blasone importante, che ha una squadra di livello, è stata costruita per vincere il campionato. Devo dire che il primo tempo è stato un primo tempo così, diciamo, di studio, ma il secondo tempo abbiamo praticamente dominato. Posso dire che l'Enna oggi ha preso a pallonate la Regina, solo che poi il calcio, come sappiamo bene, basta un episodio, l'unico episodio che hanno avuto durante tutta la gara, hanno fatto gol e quindi c'è grandissimo rammarico, ma noi dal canto nostro dobbiamo vedere il nostro percorso. Chiaramente il rammarico rimane tantissimo, perché ripeto è una gara dove meritavamo assolutamente di vincere, invece raccogliamo nulla. Però se noi facciamo queste prestazioni così determinate contro squadre di questo livello, sono convinto che faremo tanto bene. Noi siamo la squadra, ricordo, la più giovane del campionato, abbiamo due ragazzi che sono venuti questa settimana dalla nazionale, abbiamo un ragazzo distratto che è stato convocato nella rappresentativa nazionale, quindi il nostro percorso è di assoluto valore. Oggi in campo sembravamo noi la Regina e diciamo la Regina non ha rispettato, diciamo, quello che era il blasone, per cui c'è da essere orgogliosi di questa squadra e di questi ragazzi che stiamo facendo veramente bene. Devo dire che l'arbitro oggi in realtà è stato totalmente inadeguato dal primo all'ultimo minuto. Il nostro attaccante Ciauna ha subito almeno un'ottantina di falli, cioè ogni palla era un fallo, non ha il suo marcatore, che ne ha fatto una quarantina più o meno, non ha nemmeno ricevuto il cartellino giallo, quindi questo la dice tutta sulla condotta arbitrale e su come noi non riuscivamo a giocare a calcio. Ho sentito dire da qualche addetto ai lavori
che non si poteva giocare su questo campo, che il fondo non era com'era. La nostra squadra ha giocato a calcio e l'ha presa a pallonate. Quindi in realtà bisogna avere l'onestà intellettuale di dire quando una squadra è stata superiore, e noi oggi siamo stati superiori alla Regina. E questo per noi è motivo di grande orgoglio, perché noi siamo Enna, ci stiamo strutturando adesso in questo campionato e abbiamo fatto delle scelte forti, e a oggi devo dire che queste scelte ci danno ragione, perché i ragazzi hanno disputato una partita straordinaria. Che dichiarazioni forti da parte del presidente dell'Enna Stompo, hanno fatto una partita importante, ma io credo che anche dall'altra parte comunque la Regina abbia fatto il suo, no? Sì. No, sì, diciamo ci sarà rimasto male, anche perché il gol è arrivato all'87esimo. Questo, quando arriva all'ultimo istante, però diciamo spezza le gambe. Diciamo, presa a pallonate è sembrata una cosa un po' esagerata, sì. È vero. Dobbiamo voltare pagina perché dobbiamo parlare invece del Paternò. Mascara è rimasta al suo posto, però è anche vero che questo Paternò scende in campo dall'anima, perde sì, ma perde a testa alta. Guardiamoci gli highlights, perché la partita contro il Sambiase non è stata poi così disastrosa da parte dei paternesi. Nell'ultima domenica del mese di novembre allo stadio Falcone Borsellino va in scena Paternò Sambiase. Via al racconto della sfida con gli ospiti pericolosi al 9° minuto, con Francisco che mette a terra da lancio lungo, conclude in porta incrociando, ma trova la prima risposta di Branduani, sarà protagonista del match. Al 26esimo ancora Sambiase con Abercon che salta Fernandez e trova un buon suggerimento per Neves che tenta il gol con una grande giocata. Branduani prova a fare ripartire i suoi, ma Francisco lo ostacola così. Solo rimprovero verbale per l'11 del Sambiase, che al 34esimo crea un'altra occasione per i suoi. Serve Neves, scambio con Cosmano che prova di prima, intenzione facile per Branduani. Nel finale di primo tempo il Paternò da calcio d'angolo prova un primo tentativo offensivo con Camarà che va lontano dagli effetti sperati, e la seconda frazione si apre con i rossazzurri con un ritmo apparentemente diverso. Al quinto sui piedi di Kouassi, ecco la chance più importante della gara, servito da Camarà, la cestina calciando debolmente. Altro tentativo intorno alla mezz'ora con Luca che prova la botta dalla distanza, di facile presa per Giuliani. 2 minuti più tardi si torna dalle parti di Branduani, bravo a respingere la conclusione angolata di Abercon. Il Sambiase inizia a spingere e un'altra occasione con Palermo che trova Costanzo e poi servito dallo stesso angola, trovando ancora Branduani. A 5 dai 45 regolamentari è pericolosissimo il Paternò. Ambrogio fa sportellate e tiene palla, combina con Younglin che illumina verso Ferrandino. Il neoacquisto si presenta confezionando quest'assist per Golfo che sfiora il vantaggio e si dispera per quello che poteva essere un gol pesantissimo. Nei 5 minuti di recupero segnalati, ecco la beffa per i rossazzurri. Proprio dai piedi di Golfo, che probabilmente avrebbe dovuto allontanare quel pallone, nasce un calcio di punizione confezionato alla perfezione da Costanzo, che piega la mano di Branduani che c'era arrivato, ma non basta per evitare l'1-0, ed è proprio alcuni secondi dopo che arriva il triplice fischio del direttore di gara che condanna i rossazzurri ad un'altra sconfitta. Sambiase dunque che vince in casa del Paternò e si mantiene altissimo in classifica, così come bene o male si mantiene su una linea di tranquillità la San Cataldese, che a sua volta pareggia una partita contro questa Vibonese Calcio che è ancora un po' indecifrabile in questo girone I, perché abbina momenti importanti con vittorie importanti, però è anche vero che poi purtroppo certe volte perde dei punti che sembrerebbero facili sulla carta, ma invece poi sul campo risultano difficili. Come vedi il campionato di questa San Cataldese e di questa Vibonese Calcio? Ma sono sempre delle società che diciamo sono esperte della categoria, del girone, e che alla fine tra mille difficoltà riescono
a terminare appunto la loro stagione con gli obiettivi che si sono prefissati, che sono o quelli della salvezza. Cioè della serie non fanno mai un passo al di sopra di quelle che sono le volontà forse anche dei tifosi, sì, no? Che poi tra l'altro sono sempre delle società che nelle annate hanno delle difficoltà societarie, io vedo. Sì. Avvicendamenti societari, avvicendamenti di allenatori e di giocatori, c'è sempre qualche piccolo problemino, È che questo vero. non fa altro che mettere un po' di instabilità anche interna ai giocatori, alla società, e quindi questo non ti permette di avere un filotto. Giusto, Salvo, non per niente, per esempio a San Cataldo è arrivato il nuovo allenatore Vanzetto al posto di Pidatella, e da quando è arrivato, forse animato da tanto entusiasmo, ha portato via anche dei punti che a questo punto sono anche importanti per la sua classifica, che è quella di una salvezza. Assolutamente. E non credo che voglia pensare di fare qualcosa in più. Ma anche a Paternò stesso, che poc'anzi si è preparato a Cireale, sono squadre che se hanno difficoltà è perché c'è qualcosa che non va in società. Bravo, bravo. Questa è la differenza. Guardiamoci gli highlights. Il pareggio tra San Cataldese e Vibonese Calcio, il risultato finale è di 1-1. Fischia d'inizio, comincia San Cataldese Vibonese. Da loro che cerca Castro in area, lo stop col petto, prova la conclusione, il pallone arriva tra le braccia di Ferilli, ancora palla, affrontato da Di Rienzo che riesce a interrompere l'azione, poi Di Mino che può fare partire Rozzi, è buona la posizione del numero 17, ma arriva poi la segnalazione dell'assistente dell'arbitro. Lancio in verticale per Di Giglio. Duello con Sandonà, pallone all'indietro per Dick che prova la conclusione e trova gol. Arriva il fischio dell'arbitro, ballo Iacono sul secondo palo, da loro il colpo di testa e la palla che si alza sopra la traversa, occasione gigantesca. Morleo lo rimette subito Romano, poi la palla che è ancora lì, non c'è fallo secondo il direttore di gara. All'interno dell'area colpo di testa, poi colpo di testa di il calcio di rigore per la San Cataldese. Calcio di rigore per la San Cataldese. Castro contro Marano, arriva il fischio del direttore di gara, parte la rincorsa di Castro, la conclusione e trasforma e trova il pareggio la San Cataldese con Mattias Castro, glaciale dagli 11 metri, fa 1-1. Romano, controllo non facilissimo, pallone che arriva da Morleo, fa correre Pisciotta in area, Pisciotta mette il pallone in mezzo per la deviazione decisiva all'ultimo istante di Marafini che salva un gol già fatto, e arriva poi il triplice fischio del direttore di gara. San Cataldese che tra l'altro stava rischiando di vincere, credo anche forse meritatamente, questa vittoria vibonese proprio all'ultimo istante. Dobbiamo parlare invece del Messina, meno 14 inizio stagione. La squadra ha giocato un gran calcio, Romano ha fatto un lavoro pazzesco insieme a Martello, adesso giustamente i punti in classifica sono molto di più, sono 6 addirittura. Sarebbero 20. Sarebbero 20, perdi la partita contro il Savoia, facciamo però nessun dramma, credo, no? Assolutamente no. Dico, ok che il Messina è una piazza importante, esigente, ambiziosa, però bisogna sempre ricordare da dove si è partiti. Ecco, quindi, ricordiamolo. Lo ricordiamo, io mi ricordo la prima partita, hanno perso tanto a poco, con giocatori testati il giorno prima, sì. Ragazzi che non sapevano neanche se la partita l'avrebbero fatto meno. È vero. Quindi poi dopo fai 20 punti, te ne tolgono 14 perché diciamo partita meno 14. Sì. Non c'è altro che fare un applauso a questi ragazzi. Ce la può fare a salvarsi, Salvo, secondo te? Sì. C'ha buone possibilità, ha un vero? ottimo allenatore, un ottimo staff tecnico, una grande tifoseria
e dei giocatori buoni che poi magari ora a dicembre puntelleranno qualche cosa. Ecco, su questa cosa per esempio c'è stata anche un po' una forma di polemica, no? Il fatto che Romano effettivamente ha detto delle cose in conferenza stampa dove si faceva capire il bisogno di avere qualche giocatore in più. È una richiesta, credo, lecita da parte di un allenatore che deve assolutamente salvare la realtà, però io credo che già con questa rosa ha dimostrato che i punti li ha fatti, quindi... Sì, siccome lui, essendo un allenatore esperto, magari sa che andando avanti ci possono essere, soprattutto il genere ritorno in un altro campionato, ci possono essere tante vicissitudini che sono, diciamo, non pronosticabili, e quindi lui vorrebbe magari numeri, magari non giocatori al posto di quelli che ha, ma diciamo una rosa più ampia. Una rosa più ampia. Sì. Abbiamo visto il gol di questo Savoia che con questa vittoria ritorna in vetta da sola, e lì ci fa capire che comunque la struttura c'è. Non possiamo negare che questo Savoia ha tutte le carte in regola per vincere questo girone X. Savoia, Reggina e Nissa erano quelle che, diciamo, dovevano essere le protagoniste. Reggina ne abbiamo parlato poco fa. La Nissa, tra alti e bassi più o meno, riesce a mantenere quella che è le primissime posizioni. Il Savoia con questa vittoria conferma. Diciamo, le aspettative. Bene, voltiamo pagina perché dobbiamo parlare invece a questo punto di un'altra grandissima bella realtà che è la nuova Igea Virtus. Che dire di questa nuova Igea Virtus? Struttura solida perché ha giocatori di categoria, direttore sportivo interessante, parliamo di Agatino Chiavaro, ma soprattutto credo la consapevolezza di essere lì e di giocarsela con una spensieratezza che probabilmente manca a qualche altra squadra. Sì, quando cominci bene, Ettore, poi si dice l'appetito viene mangiando, comunque sia non hai più quella pressione di dover fare punti per forza. Una cosa è giocare contro, che ne so, la Nissa avendo 15 punti in classifica, una cosa è giocare contro Nissa avendone 6-7, quindi fa tutta la differenza del mondo, e loro in questo momento sono in una fase mentale molto positiva, e affrontano qualsiasi avversario con la spensieratezza e sanno di poter fare punti con chiunque. È vero. Attenzione, facciamo un plauso anche a questo Ragusa, perché vai a giocare in casa di una squadra che è stata leader in questo girone e porti via un punto, quindi complimenti al gruppo di Lucenti. Guardiamoci gli highlights. Il violento nubifragio abbattutosi sul Dalcontres Barone di Barcellona aveva fatto temere il peggio, persino un rinvio. La gara, intensa, combattuta, ma avara di grandi occasioni nel primo tempo, si accende al 35esimo quando l'Igea reclama un rigore. Conclusione di Cardinale, braccio largo di Accetta e proteste immediate. Il direttore di gara però lascia correre. Dall'altra parte il Ragusa risponde con Carone che sfodera un sinistro destinato in fondo al sacco e serve un super intervento di De Falco per tenere il risultato sullo 0-0. Nella ripresa il ritmo cresce, mister Mara si affida al giovane Simone Torre, classe 2009, che illumina subito la scena, semina il panico in aria e calcia a colpo sicuro, ma Esposito si oppone con una scivolata provvidenziale. L'Igea insiste e crea una vera sequenza di occasioni, sinistro dalla di Cicirello bloccato da Esposito, conclusione di Maltese neutralizzata ancora dall'estremo azzurro, poi Longo manda sull'esterno della rete da posizione defilata e Mirasci ci da fuori con la palla che termina di poco a lato. Il forcing però non basta, dopo 95 minuti ad alta intensità il tabellone resta inchiodato sullo 0-0, un punto che vale oro per il Ragusa, più deciso nella lotta a salvezza, molto più amaro invece per l'Igea Virtus che sale a 24 punti ma vede sfumare il primato. Al vertice ora c'è il Savoia avanti di una sola lunghezza. Savoia dunque al secondo posto con 24 punti, un plauso comunque, vi ripeto, va anche a questo Ragusa che ha certamente portato via un punto pesantissimo per la sua classifica. Possono già partire invece le immagini di Vigor Lamezia contro il Milazzo, che sbanca Vigor Lamezia Terme per intenderci, e porta a casa 3 punti che l'hanno proiettata a questo punto altissima in classifica, e ci fanno capire che alcune domande ce le dobbiamo porre. Dove vuole arrivare a questo punto secondo te questo Milazzo? Ma sai, sono quelle società come anche l'Athletic Palermo che vengono dalle eccellenze e magari sono trascinate anche da un'euforia, entusiasmo. Sì, è vero. Anche come il Bagheria, Città delle Ville, parlavamo anzi di quelle società che
riescono a tenere vivo il fuoco che si sono portati dall'anno precedente. E quindi anche in sordina, senza fare hanno fatto anche una bella campagna acquisti come Milazzo, sì, assolutamente sì. Anche l'arrivo del nuovo allenatore, del nuovo direttore sportivo. Anche qui all'inizio c'era un po' di indecisione se mantenere Bognani, se cambiare Sì, l'allenatore. è vero. Sono stati bravi e i risultati lo stanno facendo. In questo momento dobbiamo dire sono stati bravi. Sì. È impensabile come un allenatore come Bognani non alleni dopo aver stravinto un girone impossibile di eccellenza lo scorso anno, però questo è il mondo del calcio e ci dobbiamo porre anche delle domande e darci forse chissà delle risposte. Esatto. Voglio parlare adesso anche del Città di Gela che invece, ragazzi, batte la Nissa. Il calcio è molto strano. Però a questo punto le domande ce le dobbiamo porre e dire: ma dove vuole arrivare questa Nissa? Perché se tu mi continui a importanti, caro presidente nisseno Luca Giovanone, che tanto ha investito, devi farti delle domande e forse qualcuno ti potrebbe dare delle risposte. Non saremo certamente noi di penalty, però è anche vero che quando si va a giocare una partita importante come quella di Gela devi fare assolutamente 3 punti che ti servono per la classifica, perché il Savoia non si ferma. E poi Ettore, io ho visto gli highlights forse ieri o l'altro ieri, la cosa strana, partita bloccata sullo 0-0 con un ottimo Gela, entra Sarawi ed è lui che la prende con le mani per il rigore, che poi batte Maltese, che era un altro di quelli che doveva andare cioè poi diciamo le coincidenze, la storia, la bellezza del calcio, ma il calcio è anche questo. bellissimo. Però Salvo, ci piace questa cosa, così ci piace, teatrale, quasi fatta apposta, ma chiaramente non è fatta apposta. E poi, come dicevi tu, una squadra come la Nissa, con quello che ha investito e con i giocatori che ha, lo stesso sarà, certo, chiaro, logico. Non può andare a fare una partita del genere lì a Gela, lascia stare, magari puoi anche pareggiarla, ma perderla addirittura non anche perché perdi contro una squadra che indubbiamente era decisamente alla tua portata, con grande merito chiaramente alla squadra gelese, però è anche vero che sappiamo benissimo le differenze tecniche che esistono tra le due realtà. Bene, siamo ai saluti. Salvo Rifici, direttore sportivo della bella realtà di Bagheria 90011, cosa vuoi chiedere a questo 2026, Salvo, per la tua bella realtà bagherinese? Ma niente, serenità nel mantenere quelli che sono i programmi, e poi con questo sono convinto che arriveremo agli obiettivi che ci sono. Tra l'altro il tuo passato ti porta al Casteldaccia, quindi anche per te è stato un percorso di crescita, a parte una vecchia Serie D con il vecchio Baceco, che fu una bellissima realtà trapanese, che poi si frantumò, perché poi insomma è facile fare una vittoria di campionato, poi ci sono le cose fondamentali che sono le basi di una società. Se non ci sono quelle, le difficoltà comunque alla fine poi arrivano. Assolutamente sì. A Castellaccia, dopo la parentesi di Paceco, sono andato a Castellaccia in promozione. Con il presidente D'Antoni, che adesso è anche presidente del Bagheria 90011, abbiamo fatto un percorso promozione, eccellenza. E adesso ci siamo spostati a Bagheria, dove si può fare anche qualcosa di più di una semplice salvezza. E io ne sono pienamente convinto, perché dalla vostra c'è comunque questo entusiasmo che diventa sempre fondamentale. Ti auguro chiaramente un buon proseguo di stagione, speriamo di rivederci qui a Penalty, perché con te insomma mi trovo a mio agio, perché veramente sei informatissimo su tutte le categorie. Buon lavoro per il proseguo della stagione e a presto. Grazie, è stato un piacere. Grazie dunque a Salvo Rifici, ospite in questa prima parte della nostra trasmissione, dove abbiamo centralizzato gli argomenti soprattutto sul girone I del campionato di Serie D. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tra mari e giuri nascisti tu, terra d'amori, non mori più. Eccoci ritrovati dopo lo spazio pubblicitario. Vi ricordo che siete con Penalty in onda qui sul canale di GS Channel, sul canale 79 per Roma e provincia, ma anche sul canale 83 per tutto il territorio calabro. Parliamo adesso di eccellenza. Domenica si è giocata l'11ª giornata, subito la schermata dei risultati. Boccale Calcio Admo batte Paolana 3-0, Isola Caporizzuto batte Castrovillari 1-0, Reggio Ravagnese batte Cittanova Calcio 4-1, Città di Luzzi batte Brancaleone 2-0, DGS Praia Tortora batte Rossanese 2-0, vittoria fuori casa della Palmese 1912 4-1 contro la Gioiese. Vince anche 4-1 la Stilo Monasterace contro la Virtus Rosarno. Ed infine Trebisacce Calcio batte Soriano Fabrizia 2-0. DGS Praia Tortora ancora leader in questo girone di eccellenza calabro. Al primo posto con 26 punti, con 25 il Trebisacce Calcio, 20 punti Reggio Ravagnese ed Isola Caporizzuto, con 19 Virtus Rosarno, con 18 Stilo Monasterace, Paolana e Boccale Calcio Admo, 16 punti Città di Luzzi con 15 Palmese 1912, 13 punti per il Brancaleone, con 11 la Rossanese, 10 punti Soriano Fabrizia. 5 punti invece per la Gioiese, con 3 il Cittanova Calcio, meno 5 per il Castrovillari. Amici sportivi, buona domenica, bentornati dallo stadio Nino Lopresti di Gallico per la sfida valida per l'11ª giornata del campionato di eccellenza tra il Boccale Admo e la Paolana. E si parte, comincia Boccale contro Paolana, scambio con Ibañez. Sansoni prova il tiro, ci mette i pugni il portiere e sarà calcio d'angolo, non era Sansoni, era Gomez che ha calciato. Palla arriva a puntoriere, largo a sinistra, si fa vedere Acosta, puntoriere, la mette in mezzo di testa Gomez e l'ha messa fuori. Era un'occasione ghiottissima questa. L'altro pallone che gira, Mendola non riesce ad arrivarci e la mette fuori di testa Pagano. Questa è stata un'occasione ghiottissima che fa il paio con quella di Gomez di qualche minuto fa. Va dentro questo pallone per Mendes di testa e il gol del vantaggio. Chico Mendes la sblocca al minuto numero 27, il Boccale è avanti con il suo primo gol con la maglia del Boccale, ci ha provato ad ogni partita e finalmente il suo primo gol è arrivato e ha portato avanti il Boccale al minuto numero 27, perfetto il pallone servito da Marco Dorta
ed è stato piazzato benissimo di testa dal centrale portoghese questo pallone, Francisco Chico Mendes. Bocale 1, Paolana 0 dopo 27 minuti. Vediamo uno strano piazzamento di Mendes da solo nell'area di rigore. Attenzione, di prima la giocata di Gomez, uno schema, Parra, il tocco largo, Barnowski la mette dentro di testa, 2-0, doppietta per Chico Mendes. È stata un'azione costruita praticamente a tavolino dal Bocale, che al 18° minuto del secondo tempo raddoppia ancora con Chico Mendes, che fa doppietta. È 2-0 dunque per il Bocale con la doppietta del centrale portoghese. Apertura a sinistra verso Puntoriere, che ha un po' di spazio, subito in due a chiuderlo. Puntoriere, la sterzata, si porta palla sul destro, va al cross in area di rigore, colpo di testa, gol, ha segnato Thomas Parra. Lo avevo chiamato in precedenza e lo ha trovato, il suo primo gol stagionale. Ancora una volta un difensore a metterla dentro, ed è il 3-0 al minuto numero 39 del secondo tempo. Thomas Parra, tutta la difesa del Bocale adesso è andata a segno in questa stagione, col colpo di testa in tuffo da parte di Thomas Parra, l'attaccante che non ti aspetti. Ma bellissimo il cross, davvero centellinato a dovere da parte di Puntoriere, e Parra in tuffo di testa la mette dentro, lasciando impietrito Mercuri, incolpevole assolutamente. Davvero un gran bel gol, con un Bocale che ha continuato ad attaccare, non ha mai abbassato il ritmo nonostante il doppio vantaggio, e arriva il triplice fischio. Il Bocale batte la Paolana 3-0. I gol di Chico Mendes al 27° del primo tempo, al 18° della ripresa, e poi il 3-0 di Thomas Parra al 39° della ripresa, appunto a chiudere, a mettere al sicuro la partita. 3-0 il risultato finale, si torna a vincere in casa, il Bocale continua questo momento positivo e si porta a quota 18 punti in classifica. Tra pochi istanti avrà inizio una sfida carica di motivazioni. Per i padroni di casa una vittoria per mantenere la testa della classifica, per gli ospiti una vittoria per invece invertire il trend negativo di inizio stagione. Da Lamezia Terme dirige l'incontro Gatto, assistito da Pietramale di Paola e Gallo di Lamezia Terme. Sarà quindi la Diges Praia Tortora a battere il calcio d'inizio, propenso per un lancio subito lungo per andare a pressare. Si comincia. Ciacanè, l'esterno per Maitini, ad allargare subito a destra per Dominguez. Santiago converge, poi in mezzo per Lupacchio, buono il passaggio ancora per Ciacanè, prova a giro Ciacanè. Petrone, palla dentro per Dominguez, non riesce a trovare lo spazio per la conclusione. Fuori per Strumia, il traversone, Ciacanè anticipato, Federico, anzi Santiago. Attenzione all'apertura in mezzo all'area, il colpo di testa di Buongiorno al 24°, si è resa pericolosa anche la rossanese con il colpo di testa di Riconosciuto, sul quale ha risposto però brillantemente Ivan Piccioni. Ma c'è il calcio d'angolo, palla dentro per ancora Riconosciuto. Buono l'intervento però di Lupacchio, che può alimentare l'azione offensiva per Dominguez. Santiago, palla nel mezzo, Petrone, rete! E il capitano fa 1-0 al 33°. Angelo Petrone porta in vantaggio la Diges Praia Tortora. Dalla bandierina Angelo Petrone, palla in mezzo a Maitini, e poi palla che aveva dato l'illusione di finire in rete, ma viene deviata all'ultimo istante. Dominguez, Santiago per Petrone, galvanizzato dal gol il capitano, tagliato ancora verso l'area, Gonzalez. Ma adesso solo qualche istante e si può ricominciare a vivere la sfida. Fioretti all'indietro per Misuri, Strumia, un buon anticipo largo, c'è Petrone, Strumia converge al centro, ancora Strumia e va in gol.
fa tutto da solo il numero 13 Strumia, prende il tempo, accelera la falcata, va alla conclusione di sinistro per il 2-0. Al 6° minuto della ripresa cambia ancora il risultato qui al Mario Tedesco, il raddoppio della DGS Praia Tortora con Strumia. Ora Chianese per capovolgere il fronte su Bongiorno che conquista un pallone, tutto regolare, attenzione, Bongiorno, Gonzalez va a murare la conclusione di Bongiorno, riconosciuto, guarda in mezzo, occhio al traversone, Misuri, palla per Bessa, attenzione che è dotato di un buon tiro, dentro per riconosciuto, ancora la risposta di Piccioni, le finte di Mazza, la bordata parata da Ciminiello, e su questa azione arriva il triplice fischio che decreta la vittoria della DGS Praia Tortora in questa 11ª giornata del girone di andata del campionato di eccellenza per 2-0 grazie ai gol nel primo tempo di Angelo Petrone al 33esimo e nella ripresa al 6° minuto di Strumia, un 2-0 che permette alla squadra altotirrenica di restare ancora in testa alla classifica in solitaria. Sembra strano, ma oggi ho visto una squadra diversa un po' dalle ultime uscite, però di fronte ha avuto una grossa squadra che sta diciamo dominando questo campionato, e quindi è stato poco quello che si è fatto. Se poi ci mettiamo anche in conto alcuni episodi dove potevi fare gol, dove potevi passare in vantaggio con un pallone colpito forse palo attraverso un miracolo di Piccioni, poi hai subito gol, e lì è uscita quella che nelle ultime settimane quello che sta contraddistinguendo questa squadra, la paura di subire, la paura di andare sotto ulteriormente, quindi ti contrai e esprimi poco gioco. Dopo secondo tempo siamo riusciti ad uscire ad avere il campo 10 minuti, 15 minuti, perché abbiamo provato a alzare un po' l'inerzia della pressione, però siamo stati poco bravi in quella occasione sul del secondo gol, e poi da lì si poteva pur corciare le distanze, ma c'è stata un po' di confusione che non ci ha aiutato, qualche parata ancora del portiere, qualche imprecisione, e la partita è andata finendo così. Parte tutto dalla testa, la convinzione di sapere che non sei una squadra che puoi perdere ovunque, ma una squadra che devi fare punti ovunque, quindi la classifica ora parla chiaro, quindi c'è bisogno di lavorare, di rimboccarsi le maniche e di trovare quell'episodio che ti cambia questa inerzia di questo campionato, perché ripeto, non era forse oggi la partita quella che speravamo di vincere, però penso che abbiamo fatto una prestazione dove almeno sullo 0-0 potevamo andare in vantaggio, poi abbiamo controllato male alcune situazioni, potevamo accorciare le distanze, non ci siamo riusciti, ma parte tutto dalla testa. Se la testa deve essere libera mentalmente e capire che è un campionato che sta andando ad affrontare, che finisce alla 30ª giornata, che ci sono punti in palio difficili da andare a conquistare in campo. Il mercoledì avremo un recupero a Castrovilla dove c'è bisogno di ribaltare una partita, dove c'è bisogno di avere ancora gamba, di avere ancora forza, fame. Poi domenica arriva l'ADB e quindi abbiamo una settimana intensa, però bisogna ripartire almeno dalla prestazione fatta a sprazzi, come avete detto voi, da quella cattiveria messa su alcuni palloni, perché sennò poi inizia a diventare difficile. No, oggi la verità è che per noi questa partita era molto importante, sapevamo che era una squadra molto dura che veniva a sconfiggere tanto e per noi era molto importante oggi portare 3 punti. Stiamo lavorando molto in settimana, abbiamo un grande staff, abbiamo un grande gruppo, che questo poi si vede in campo. Piano piano sto andando meglio per quello, e il lavoro, il sacrificio e tutto poi in campo si vede. Oggi in campo si affrontano la squadra locale del Monesterace e la Virtus Rosarno. Bene, partiti, Baldè apre a destra lungo il lancio, arriva Gordigno e in anticipo su tutti riesce a trattenere la palla in gioco. No, probabilmente no, perché il guardialine segnala che il portiere ha trascinato la palla fuori dall'area, e il capitano Gergo, che è anche lui dotato di un buon sinistro,
va a calciare direttamente verso la porta, tocca il numero 18, adesso vedremo, abilmente in anticipo, furbescamente direi, è riuscito a deviare la palla in rete, tutti si aspettavano o un tiro diretto o un cross. Babacar si libera per il tiro, tira centrale in 2 tempi Gordigno. Dorato si muove in aria, cerca di calciare, propone al centro, è solo Waller Grosso Damian, ragazzo del 97 che con grande calma stoppa il pallone e lo gira in porta. Babacar, bravissimo Babacar ancora una volta, largo verso e Papaleo solo davanti a Gordigno verso il centro, invia un difensore, arriva Zari che però frettolosamente calcia e manda la palla altissima sulla traversa. Babacar che si lancia verso la porta avversaria, supera il portiere, Babacar docilmente poggia in rete, ma è sempre Boubacar oggi veramente in grande forma, che offre a Dorato, ancora un altro tocco però si porta verso l'esterno, poi affida e 4-0, arriva Baena di precisione, di interno destro, la mette lì nell'angolino dove non riesce a arrivare il povero Gordigno, che si vede caricato di 4 gol sul groppone. Palla da Marildo, bello il tocco verso il suo compagno, adesso è Condemi di sinistra ancora verso Marildo, scaraventata a terra da Dominguez, sì, è netto il fallo di Dominguez, l'abbiamo visto da qua, purtroppo ha scaraventato a terra Amarildo chiaramente non si è fatto pregare, Amarildo si affida al destro, pallone contro Amarildo, spiazzato pallone, Amarildo raccoglie subito il pallone, il 4-1 dunque, Belluzzi liscia un po' il pallone, arriva Papaleo, sbroglia tutto e poi è Dorato che con un po' di mestiere guadagna una punizione, addirittura viene ammonito Guerrissi, la seconda ammonizione, scatta l'espulsione. Baldè verso Dorato chiamato sulla sinistra a proporre una palla al centro, arriva Belluzzi, conclude ribattuta, poi arriva il nuovo entrato, palo e poi la palla termina sull'esterno, ha toccato il portiere e arriva il triplice fischio finale del signor Polistena di Soverato. Con questo abbiamo chiuso il nostro consueto appuntamento settimanale con Penalty, grazie per essere stati con noi, ritorneremo di nuovo insieme giovedì prossimo alle 21 sulle frequenze di GS Channel. A tutti voi la buona serata.